Juventus, Napoli, sì, in questo momento le squadre più attrezzate per fare un campionato continuativo di vertice. Perlomeno la Juventus ha dimostrato di avere sempre quella fame, quella voglia di risultato che penso sarà difficile anche quest'anno batterla. Napoli ha dimostrato di avere dei giocatori fenomenali in attacco, quindi è una squadra molto pericolosa quando riparte, e quando c'è gente come Cavani che comunque come capitano Patti fa gol è anche più facile vincere le partite per il Napoli. Comunque a livello di squadra penso che la Juve sia più forte. Per il resto penso sia un campionato equilibrato, ha dimostrato i risultati, si può vincere ovunque, si può perdere contro chiunque, quindi bisogna avere la stessa mentalità e avere il maggior numero di partite, cioè la miglior costanza in questo campionato. Penso che il Parma in queste 6 partite ha dimostrato questo, una costanza comunque di rendimento, di prestazioni che gli permette comunque di fare punti sempre e di giocarsi sempre le partite risolverte. Se noi continuiamo così ci troveremo le soddisfazioni. L'ultima cosa, sei d'accordo nel dire che insomma, uno dei problemi maggiori del Parma adesso sia la poca prolificità dell'attacco, insomma la difficoltà nel tirare in porta, nel arrivare in porta, oppure sia solo un discorso di tempo? Io penso che sia un discorso che va a riguardare un po' tutti quanti noi, anche i centrocampisti, difensori, perché quando si creano le azioni, si buttano le palle in aria, non è che ci sono solo gli attaccanti, ci arrivano anche nei centrocampisti, ci arrivano anche gli esterni. Dobbiamo solamente essere più bravi, tutti quanti essere più cattivi in fase realizzativa, perché molte volte arriviamo bene, facciamo delle buone trame, poi magari in area di rigore non riusciamo a avere quello spunto giusto oppure a anticipare l'uomo per la cattiveria giusta. Però penso che sia un problema più che altro di tutta quanta la squadra e non sicuramente gli attaccanti, perché molte volte sono gli attaccanti che escono dall'area per far gioco e ci entriamo noi in area, quindi non do la colpa assolutamente a loro, anzi forse noi tutti dobbiamo migliorare.